Valutazione dei costi esterni dei danni alla salute e all'ambiente indotti da due inceneritori di Mogliano e di Silea voluti da Industria. 8 anni fa la Unione Europea ha finanziato un grande progetto denominato Externe per valutare i costi esterni di salute e ambiente indotti da impianti di produzione e combustione. Ne è risultato che se si considerassero i costi esterni legati al danno ambientale, la spesa reale di gestione sarebbe molto più alta per il fatto che le emissioni inquinanti provocano gravi danni alla salute dell'uomo, alla flora, alla fauna, agli edifici, al territorio e incidono sul riscaldamento climatico. È stato preso in considerazione il principio di prevenzione e di chi inquina paga e nell'ambito del progetto Externe prima nominato, è stato prodotto il programma software EcoSense Web commissionato dalla Commissione Europea, attraverso il quale valutare l'entità del danno anche utilizzando solo alcuni dati di alcuni inquinanti, quali gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il PM10 e pochi altri. Quindi voglio dire che bastano anche non la totalità dei dati, ma anche soltanto una parte. Non v'è dubbio che la valutazione del danno sia comunque sottostimata con questo tipo di conteggio, perché non tiene conto di altre centinaia di inquinanti e soprattutto delle modificazioni epigenetiche responsabili di gravi patologie di lungo periodo. Comunque il danno ambientale è stato riconosciuto anche dai costruttori di inceneritori. In un documento, mi pare che sul tabellone che è stato posto in aula c'è anche riferimento, questo documento è stato diffuso dal dottor Roberto Topino, specialista in medicina del lavoro, che gli è stato fornito dal presidente della società proponente l'impianto di incenerimento di Gerbido, in provincia di Torino, documento commissionato dal Politecnico di Torino, progettista dell'impianto. In detto documento si dimostra che i danni alle persone e all'ambiente sono oggettivamente valorizzabili, quantificabili e riporta un tariffario che elenca i danni che vengono provocati dall'incenerimento e che si possono quantificare. Altro che rischio zero, come afferma qualcuno, anche abbiamo visto dal filmato di stasera, vero? Si tratta ora di richiedere agli esperti che sanno utilizzare il software europeo EcoSense Web del progetto CE Externe, sempre europeo, di effettuare i calcoli relativi ai due inceneritori, rispettivamente di Mogliano e di Silea, e su quella base chiedere di inserire questi costi esterni ambientali e della salute, indotti e valorizzabili, inseriti nella procedura VIA, cioè nella procedura di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, che riguardano entrambi gli impianti. Quindi chiediamo che vengano inseriti in questa valutazione anche questi danni ambientali. È chiaro che questi costi esterni possono essere un deterrente per la costruzione di nuovi inceneritori e sono un ammontare definito per la richiesta di indennizzo da parte di singoli cittadini o attraverso delle class action collettive fatte dai comuni, fatti dai cittadini di comuni coinvolti, nuova legge Brunetta del 2009.